Un'ampia partecipazione di pubblico, oltre 1000 studenti, sono stati presenti stamani alla 10ª edizione della passeggiata della salute alla Valle dei Templi, in concomitanza con la giornata mondiale del diabete. L'evento ha visto anche il sostegno di numerose club service agrigentina e l'ASP di Agrigento al fine di sensibilizzare e prevenire la malattia. Prevista anche una staffetta con la fiaccolata della pace in questo momento di guerra che è partita dal Tempio di Giunone fino al Tempio della Concordia. Anche quest'anno siamo presenti a questa bellissima giornata dove veramente la prevenzione è una cosa fondamentale, che come si suol dire prevenire vuol dire curare, e sono di quelle attività belle dove noi partecipiamo. Oggi si festeggia la giornata mondiale del diabete, quindi un evento importante, una giornata importante che viene vissuta in una cornice importante. La scuola agrigentina, come sempre rispondo, viene chiamata. Una passeggiata che ha lo scopo non solo di aggregare i ragazzi, ma di portarli a conoscenza di un fenomeno sociale quale è quello del diabete, che via via colpisce anche i ragazzi in giovane età. Ringrazio tutti i partecipanti, le scuole, l'associazionismo, la Croce Rossa Italiana, che daranno anche oggi la possibilità di poter fare uno screening per valutare la propria situazione di salute. Sì, il Soroptimist c'è anche quest'anno per perorare una causa importantissima in questa passeggiata della salute che ci vede protagonisti a sostenere l'impegno dell'ASP su una tematica che è chiaramente di grande rilevanza, perché il diabete nel tempo sta avendo una crescita esponenziale proprio a causa di stili di vita inadeguati e che ne favoriscono comunque la diffusione. Questo è un momento di consapevolezza nel quale ci siamo anche noi del Soroptimist, ma c'è un motivo in più, perché quest'anno abbiamo voluto esserci con più forza. Quest'anno dalla Valle dei Templi, nell'ambito della passeggiata della salute, si leva alto un grido per il valore della pace. Ecco, bene, questo è uno dei temi che il nostro club porta avanti nell'ambito del nostro impegno per i diritti umani, quindi vogliamo esserci anche per questo e su questo in un momento in cui comunque il mondo intero soffre di una forte carenza su questa tematica, ed ecco che ci siamo ancora per affermare come donne questo valore irrinunciabile, questo diritto umano che sia per tutti. Siamo alla 10ª edizione, l'unità operativa di educazione alla salute aziendale appunto ha cercato di portare avanti questa promozione della salute. È una strategia vincente. Oggi il diabete si combatte anche con la cura, ci sono delle cure molto efficaci anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, però noi puntiamo sempre sulla prevenzione e soprattutto sulla promozione della salute. 10ª edizione, un pubblico stupendo, abbiamo superato il numero dei 1000 alunni, quest'anno abbiamo invitato sia le scuole superiori sia le scuole medie. Il tema non è solo quello dello sport e della salute legato alla giornata mondiale del diabete, ma in un momento così difficile che stiamo attraversando, in un momento di guerra, abbiamo voluto fare anche una staffetta della pace, una fiaccola della pace che parte dal Tempio di Giunone e arriverà al Tempio della Concordia. È un segno che queste future generazioni mi spero che possano cogliere, perché quello è anche un fattore fondamentale che unisce lo sport al tema fondamentale della pace.